Avvicinarci al celeste impero è impresa che richiede il coraggio di Marco Polo e l'umiltà del Tao. Liberati dal peso d'una cultura occidentale che per millenni ha ignorato la Cina, entriamo in punta di piedi raccontando una fiaba attraverso le immagini di 23 miniature custodite sia a Firenze che a Parigi. Raccontano la lavorazione della seta, in realtà molto di più, ossia l'amore per la natura, la cura del particolare, la sapiente pazienza di un popolo antico che vestiva di seta quando il resto del mondo si copriva di pelli di animali. Nell'epoca degli Zhou occidentali e forse già nella dinastia Shang, agli albori della agricoltura, ossia tra il secondo e il primo millennio avanti Cristo, Si Lin, una delle mogli dell'imperatore Huang Ti, scoprì il segreto del baco da seta. L'invenzione coinvolse principesse e dame di corte che all'inizio di primavera avevano il compito di accudire alle uova, osservare l'uscita dei bachi, nutrirli. Nel palazzo imperiale il gelso era coltivato in un giardino protetto. La prima tavola mostra la selezione delle minuscole uova, un lavoro accurato per escludere quelle infette. Che sia primavera, lo dimostra il ramo fiorito che rallegra le donne con il suo profumo. Le foglie di gelso vengono raccolte in grandi cesti, scelte una ad una, senza fretta. Sul tavolo il tè è pronto nella caraffa e così il riso per confortare il corpo e lo spirito. Nella scena seguente alcune donne preparano i graticci, altre accudiscono ad un bimbo e al fuoco. La stanza deve avere una temperatura costante. Nel frattempo, gli uomini salgono sui gelsi per raccogliere le foglie a mano, lasciandole cadere nel mantello azzurro di chi attende a terra. Trasportate nella reggia, subiscono una seconda cernita sotto lo sguardo attento delle donne. Solo dopo vengono pesate e potranno essere essiccate e spezzettate per essere sparse sui graticoli ove giacciono i bachi. Questi vengono controllati a vista, non devono ammalarsi né subire turbamenti. I graticci vengono puliti e spazzolati con rami di pino mentre l'imperatore osserva. I bachi sono cresciuti, li si vede bianchi, su tavole diverse, con rialzi ai bordi, infatti sono già in grado di strisciare, si deve evitare che cadano a terra. Osservate i bimbi frugare dentro al cesto e l'elegante acconciatura dei capelli e le vesti leggere dai colori pastellati. Il braciere è sempre acceso e da destra una donna regge una candela rossa. Si fa sera. La stessa candela è accesa nella scena successiva. Una donna riposa, le altre vegliano il prezioso frutto del loro lavoro. Un cane si accuccia. Si lavora anche di notte. È mattino. I bimbi esigono attenzione. La teiera è pronta ed anche i bozzoli, che saranno scelti per la tessitura o per la riproduzione. Quelli destinati a far morire l'insetto, evitando che fori il bozzolo, sono posati in un vaso di terracotta inframmezzati a foglie e sale. È tempo di dipanare i fili nell'acqua tiepida dentro ai recipienti di rame. Un giovane soffia con una canna di bambù per attizzare il fuoco del forno.
Una parte del filo è già arroccato. La quiete regna, nonostante un bimbo cerchi di salire sullo steccato di legno. La tinteggiatura è compito da uomini. Alcune matasse vengono lasciate naturali. Comunque tutte sono stese al sole ad asciugare. Stupisce il recinto con un cono al centro. Potrebbe essere il camino del forno per scaldare l'acqua di tintura. Efficace è la rappresentazione del vecchio che strizza con l'aiuto di un bastone la matassa. Si può notare lo sforzo del muscolo del braccio destro e l'intelligente tensione del busto che alleggerisce lo sforzo delle braccia. La doppia leva, corpo e bastone, ci rammentano le arti marziali che in Cina hanno radici profonde. Ceri, fiori e ringraziamenti agli antenati sono rappresentati nella scena seguente. Un bimbo cerca il seno della madre con la mano, mentre un servitore silenziosamente avanza a capo chino, offrendo probabilmente un liquore in 3 bicchierini bianchi, forse di porcellana. Anche questa ha natali nel celeste impero. È di nuovo sera. I lumi sono accesi, ma il lavoro continua. Il filo va avvolto nei rocchetti e riportato in una grossa bobina pronta ad essere tessuta. Infine i fili vengono raccolti nell'ordito. Grazia, cortesia, eleganza, rispetto per gli anziani, pazienza con i bambini, dedizione al lavoro, collaborazione, questo ed altre cose raccontano queste stupende miniature. La tessitura è completata durante la notte. Il largo telo color giallo ocra è pronto. Altri sono stati completati e vengono accuratamente misurati e arrotolati per essere portati in sartoria. C'è chi taglia, chi cuce, chi guardando contro luce cerca di infilare il filo nella cruna d'un ago sottile. Un bambino osserva curioso mentre 2 donne decidono colori e misure. Una tavoletta dipinta su legno, trovata nella provincia dello Xizang, rappresenta la principessa della seta. Essa è al centro con uno strano copricato che un'ancella indica con la mano. È evidente che ci vuol segnalare che qualcosa di importante sta accadendo tra quei capelli. Infatti, tra questi, lei nasconde i bozzoli che, secondo leggenda, porterà in segreto al re della Giada, suo promesso sposo. Un uomo seduto vigila. È il dio della seta, che sembra consentire il furto. Infine, si vede la regina incoronata, che tesse i fili della seta nel nuovo regno. Le miniature della seta aprono la porta all'arte figurativa cinese. Vorremmo iniziare con un oggetto particolare, un vaso rituale della dinastia Zhou del 1050 circa a.C. Avevamo detto del grande rispetto per gli antenati. Le prime dinastie, gli Shang e gli Zhou, hanno creato numerosi contenitori in bronzo per cibo, liquori, acqua da utilizzare nelle cerimonie dei banchetti rituali. Questo vaso, fuso circa 3000 anni or sono, ha 2 anse utili a reggerlo ed è decorato da fasce floreali. Le anse raffigurano un animale dalle grandi orecchie squadrate. Gui simili a questo sono stati ritrovati in gran parte della Cina, il che dimostra l'ampiezza del regno dei Zhongguo, ossia regno di mezzo. L'arte della fusione del bronzo si sviluppò producendo oggetti sempre più raffinati, quali la testa di drago ricoperto da foglie di argento o il recipiente rituale finemente decorato, risalente alla dinastia Shang.
Le figure di animali favolosi, dall'aspetto terrificante, avevano una funzione apotropaica. Più recente è la campana rinvenuta nella provincia di Shanxi, risalente al 500 circa a.C. Le prime campane fuse in Cina risalgono però a 3000 anni a.C. ed avevano la funzione di allertare per un pericolo o per aprire le feste. Un ruolo insolito l'avevano nelle guerre. Nessun attacco poteva essere intrapreso senza avvertire l'avversario con rumori di tamburi o di campane. Era un principio d'onore. Questa campana è speciale. Non è tonda, ma ellittica ed è alta 55 cm e larga 39. La decorazione elaborata con teste di drago che inghiottono oche non è il particolare più significativo. La sua particolarità è produrre suoni diversi a seconda del punto percosso. Tuttora in Cina il suono delle campane è una forma d'arte musicale. Le campane di bronzo componevano gruppi di diverse decine di pezzi e di differenti dimensioni, creando un enorme strumento musicale suonato in concertazione da altrettanti musicisti. Un chiaro esempio del potere creativo degli uomini quando agiscono solidalmente. Tra le terre cotte, la porcellana è senz'altro la più preziosa e come la seta ha origine in Cina. Nella contea di Yushan, sotto gli imperatori mongoli, un artigiano cinese, alzando la temperatura di cottura dell'argilla, scoprì che l'oggetto perdeva la porosità, diventando liscio e lucente. La porcellana bianca e blu, la più diffusa, è da sempre associata alla dinastia Ming. Il vasaio usava per decorare un pigmento di cobalto noto come Hui Hui Chin, blu di Persia. Ben presto i mercati di tutto il mondo chiederanno oggetti di porcellana bianca e blu, creando un commercio continuo analogo a quello della seta. Molti non sanno che altrettanto preziosi erano gli oggetti laccati, perché richiedono una grande abilità e pazienza, qualità del popolo cinese. L'oggetto che vedete è una tazza da vino, probabilmente donata all'imperatore Han. È una ciotola con anse dorate e l'anima in legno. L'esterno è decorato in oro e bronzo. La lacca rossa, applicata più e più volte, dopo molteplici cotture ed essiccazioni, diventa liscia e resistente. Per realizzare un oggetto così occorrevano molte intelligenze e molti giorni di lavoro di abili mani. Tuttavia, il materiale più prezioso in Cina è la giada. La ciotola che vedete è conservata al museo del Palazzo di Pechino e risale all'epoca Qing, subentrati ai Ming. Era parte del corredo dell'imperatore Xiaolong, che regnò dal 1735 al 1796. Era un sovrano illuminato. Sotto di lui l'impero raggiunse la massima estensione. La popolazione raddoppiò e l'economia crebbe. Era un uomo colto, un calligrafo e poeta, e nel museo di Pechino si conservano molti dei suoi preziosi oggetti. Abbiamo accennato alla calligrafia. In Cina è molto più di una bella scrittura. È un'arte che richiede talento ed è capace di esprimere l'anima dell'autore. Come la pittura, ha vari stili, di cui diremo. Certo è che in Cina la calligrafia è l'arte più elevata. Ma la vera lingua cinese risale alle incisioni sui gusci di tartaruga ed ossa di bue,
risalenti alla dinastia Shang. Questi segni sono la base della scrittura cinese. Oltre 100.000 frammenti sono stati trovati sinora con testi oracolari o di riti propiziatori. I caratteri si svilupparono quando si cominciò a fondere il bronzo su cui venivano incisi. L'inchiostro e i pennelli vennero inventati attorno al 500 a.C. e si iniziò a scrivere tavolette di bambù, di legno e di seta. L'imperatore Qi Shi Huang, attorno al 200 a.C., mise ordine alla scrittura rendendola comune a tutto il paese. È lo stile del piccolo sigillo. L'esigenza di semplificare portò allo stile amministrativo, al corsivo ed allo stile esemplare. Nel 1956 il governo decise di semplificare ulteriormente per favorire l'alfabetizzazione ed il sistema Pinyin si impose sui precedenti. Alcuni esempi possono servire a capire l'evoluzione dell'ideogramma. Alla calligrafia si associa la poesia. Il libro delle Odi segna l'inizio della poesia cinese. Contiene 305 canzoni popolari che, per i cinesi, rappresentano ciò che, per i greci, fu l'Iliade e l'Odissea. Le Odi rivelano un mondo compreso tra il 1753 ed il 600 a.C. e raccontano la vita nei campi, l'amore, le nozze, le feste. Ne proponiamo alcune. Le aquile pescatrici che, una volta accoppiate, non si lasciano più. Le rondini, organizzate dalla regina Wei per la seconda sposa di suo marito, sono esempio dei buoni rapporti che correvano tra le mogli. Proponiamo alcune del poeta Chia Tao, vissuto tra il 775 e l'843 d.C., noto come il vagabondo immortale. Prima della pittura vorremmo accennare ad un altro primato cinese che si basa sulla scrittura, la carta moneta. Quella che vedete è una banconota Ming. Non si sa chi stampò su carta un valore pretendendo che tutti lo accettassero in cambio di vino, riso, porcellana, lavoro. Certo, fu una delle più travolgenti ed importanti invenzioni della storia. Siamo attorno al 1400 d.C. ed i cinesi cominciarono a circolare con valori leggeri, facili da trasportare. Nel bordo superiore si annuncia grande certificato circolante del tesoro Ming. I draghi lo confermano. Quindi è l'impero che si rende garante del valore, guai a chi ne dubita. Il primo imperatore Ming, Zhu Yuanzhang, volle una società cinese stabile, istruita, rispettosa dei principi del filosofo Confucio. Ma era un gran signore della guerra, pratico ed efficace. Costituì l'ufficio per il controllo delle banconote del tesoro e stabilì una ricompensa a chi denunciava un falsario la cui sorte era certa, la morte. L'abilità, tutta cinese, di mettere l'arte a servizio della praticità lo conferma il rotolo delle ammonizioni, un dipinto dell'800 d.C. In Cina, pittura, poesia e calligrafia costituiscono le tre perfezioni e le ammonizioni
dell'istruttrice delle dame di corte le riassume. Lo scopo è di insegnare alle dame, per quanto potenti, come comportarsi. Illustriamo alcune scene. Nella prima, una fanciulla leggiadra, vestita di sete leggere, con nastri rossi fluttuanti, si avvicina, bella e seducente, all'imperatore che, con un gesto della mano, la ferma. Egli sa quando, dove e chi scegliere. Anche la sovrana deve aver rispetto. L'imperatore con questo gesto dimostra forza virile, che non si lascia sedurre neppure dalla più bella del reame. La regina solo in un caso può prendere iniziative, quando si tratta di proteggere il suo signore a costo di sacrificare la propria vita. La vita è sacra nel celeste impero. Le arti marziali che qui nascono servono a difenderla. Sono denominate Wushu, ossia tecnica della guerra, ma dopo la proclamazione della Repubblica Popolare Cinese fu chiamata pratica di autodifesa il cui scopo è di sviluppare le capacità fisiche e di preservare la salute. Volendo scoprire questo patrimonio, iniziarono con un censimento che portò a contare ben 350 forme diverse di arti marziali. Si cercò di mettere ordine ed una prima sintesi fu di ordine geografico, con mani nel sud, piedi nel nord. Ossia, i piedi si usano maggiormente nel nord, dove gli uomini, discendenti da nomadi, hanno gambe più robuste e più lunghe. Nel sud, i contadini delle risaie avevano il primato dei pugni. Altra distinzione è quella tra arti marziali esterne, quali il Kung Fu, e quelle interne, che ha l'espressione massima nel Tai Chi Chuan. Porta al controllo del movimento, del respiro, nel pieno equilibrio psicofisico. Shaolin è il tempio prediletto per le esterne. Il monte Wudang sembra essere il luogo d'origine di quelle interne. A Shaolin nasce il pensiero Zen. Wudang è filosoficamente taoista. Una curiosità: la camicia di ferro. Praticando la respirazione complessa, ossia comprimendo l'aria e quindi l'energia a livello dell'ombelico e spingendola verso l'addome, contraendo nel contempo gli addominali e tutto l'apparato urogenitale, si fortificano tutti gli organi interni e l'energia raccolta circonda il corpo come un airbag. Se un bastone dovesse cercare di colpire il corpo, si spezzerebbe. Si è accennato al taoismo. Il suo libro è il Dao De Jing, inalterato nei secoli. La tradizione vuole che l'autore sia vissuto nel VI secolo a.C. e che il suo nome sia Lao Tzu, un contemporaneo di Confucio. Il libro della vita e delle virtù ha un suo scopo concreto: allungare la durata della vita, attingendo all'energia del respiro che grazie a tecniche speciali giunge fino ai talloni, anzi, si soleva dire, respirare con i talloni. È un libro di meditazione, senza ambizioni ultraterrene. Erano detestate le questioni che non avessero un contenuto pratico e si traeva gran parte dei pensieri dall'osservazione della natura per armonizzare con essa la vita umana. Si potrebbe parlare dell'arte medica, dell'agopuntura, di quella teatrale, della danza, dell'architettura, della stampa che in Cina trovò i natali. Invece
vogliamo parlarvi dell'arte culinaria. Nella cucina cinese si distinguono due grandi categorie di cibi, quelli caldi e quelli freddi, definibili non in base alla temperatura, bensì per le loro qualità intrinseche. Così Yin e Yang si associano. Fondamentale è anche l'armonia tra i 5 aromi: acidulo, amaro, dolce, piccante e salato. Anche i colori entrano nel gioco e così la consistenza del cibo. Nel nord prevale il grano, nel sud il riso. Verdure e carne, soprattutto di pollame e ovina, vengono combinate in varianti squisite a seconda delle regioni. Lo scoprirete visitandole. Un dettaglio: latte e latticini sono assenti nella autentica cucina cinese. Troppo grande è la Cina e troppo varia la sua storia. Ogni provincia ne ha una. La storia di Pechino, la capitale, può esserne un possibile riassunto. La sua è la storia della Cina in miniatura. Beijing, ossia Corte del Nord, come Nanjing significa capitale del Sud. Il resto del mondo era un contorno estraneo. La Cina non è solo un territorio, è un'entità culturale che da oltre 4.000 anni ha elaborato i suoi valori. Pechino, capitale della dinastia Ming che cacciò i mongoli, fu costruita come città ideale per l'impero ed i suoi funzionari. Fu edificata nel rispetto del rituale del Chu. Si pianti un palo e si osservi l'ombra per determinare l'est e l'ovest. Di notte si deve osservare la stella polare. Si tracci poi un quadrato di 12 li, ossia circa 8 km per lato. Ogni lato deve avere 3 porte. Dentro la città correranno verticalmente da nord a sud 9 strade ed altrettante trasversalmente da est a ovest. Il centro del palazzo poggerà sul piano di intersezione più centrale delle vie che si intrecciano. Una scelta simile a quella romana, ma più rigido nello schema, a matrice, che simboleggia l'ordine, l'equilibrio, l'armonia. Un quadrato di quadrati, perché per i cinesi la terra era quadrata ed il cielo rotondo. 500.000 anni fa, dove oggi sorge Pechino, c'erano già i cinesi. Lo prova il Sinanthropus pechinensis trovato nel 1925 d.C. Qin Shi Huang concepì il primo tracciato della Grande Muraglia. Nel 1215 arrivarono i mongoli di Gengis Khan, fecero tabula rasa e da lì decisero la conquista dell'immenso impero e tutto il mondo cominciò a tremare. Fu Kublai Khan, erede di Gengis Khan, a costruire la grande capitale, ovvero Pechino. La residenza imperiale stupirà Marco Polo per lo splendore, la cultura, le arti raffinate. Nel frattempo, i mongoli diedero un nome cinese alla loro dinastia che chiamarono Yuan, ricordata come l'epoca d'oro del teatro cinese. Marco Polo, che incontrò Gengis Khan, tornato a Venezia, esaltava il paese del Katai, che aveva 1 milione di ogni cosa, e questo suo ripetere 1 milione di diede titolo al suo libro. Nel 1368 Zhu Wangzhen guidò una insurrezione contro la corruzione mongola, ricacciandoli nelle steppe e fondando la dinastia Ming. La Cina tornò ad essere dei cinesi. La prima capitale dei Ming fu Nanchino. La città proibita è tale quale
la ideò Jung-Lo. Riteniamo di dover segnalare alcuni avvenimenti storici che mutarono il processo politico del paese. Il movimento cinese dei pugni giusti ed armoniosi, noti come Boxer, che si ribellarono, ma il loro eroismo fu spento nel sangue. Nel 1921 cadde l'impero e venne proclamata la Repubblica, ma nel 1937 fino al 1945 Pechino fu occupata dai giapponesi. Il 1 ottobre 1949 Mao Zedong proclamava la Repubblica Popolare Cinese dall'alto della porta della pace celeste. Da quel momento si entra nell'attualità, che nell'attesa diventi storia trascuriamo. Vorremmo chiudere questa parte, così come è iniziata, con un'arte antica e popolare, le cui origini sono leggenda. Alla morte della concubina Li, per consolare il sovrano Wudi, la servitù realizzò in legno il profilo di lei, che, illuminato dalla luna sulla carta della sua finestra, creava la suggestione di una visione ed iniziò il magico gioco del teatro delle ombre che, attualmente, si ricavano da ritagli di cuoio battuti per consentirne la trasparenza. Animali, draghi, fiori, tutti dipinti. Alcuni simboli hanno un significato preciso. Il pesco ed il pino sono auspicio di lunga vita, la zucca di un raccolto abbondante. Il gallo che becca lo scorpione rappresenta il trionfo del bene sul male. Sono piccoli capolavori di manualità. In Cina si dice che nessuna macchina può superare l'abilità della mano umana. Siamo ormai pronti ad entrare nella città proibita per apprezzarne le preziosità. All'interno di Pechino sta la città purpurea, contenuta in un rettangolo di mura lungo 1 chilometro e largo 600 metri circa. Sorge nel rispetto del Feng Shui, cioè del movimento del vento e dell'acqua. I saggi ritenevano che nella vita tutto fosse soggetto alle influenze degli elementi naturali e, particolare importanza, avevano i punti cardinali. Il nord, per esempio, ispirava timore perché da lì venivano i barbari. Quindi andava protetto dall'unica collina del Carbone, una elevazione artificiale, il cui nome ufficiale è Collina che protegge il grande interno. Tutti gli edifici della città proibita sono rivolti a sud, con 2 eccezioni: il padiglione delle concubine e il teatro all'aperto. La città purpurea è una città dentro alla città, con strade, teatro, biblioteche, giardini, musei. La moltitudine degli edifici potrebbe confondere, essendo disposti con regolarità ritmica ed uniformità di stile. Domina la semplicità e l'armonia, che si basano su linee orizzontali. La sublime geometria delle terrazze bianche di marmo, i tetti giallo ocra e tutte le gradazioni del rosso. Entrando da sud, ossia da Tiananmen, si impone un edificio a 2 piani con doppio tetto a tegole gialle, colore sacro e riservato all'imperatore. 3 passaggi a volta danno accesso ad una vasta corte sulla quale serge la terrazza del padiglione dell'Armonia Suprema, il primo dei grandi edifici ufficiali. Poi, in successione, il padiglione dell'Armonia di mezzo e il padiglione dell'Armonia protetta. La porta del Chiarore Fulgente apre alla corte interna, ove sorgono, sempre seguendo l'asse sud-nord, i palazzi privati. Il palazzo del Chiarore Fulgente, ove in epoca Ming l'imperatore dormiva, il palazzo della fertilità dell'imperatrice
ed il palazzo della tranquillità terrestre con la camera nuziale dell'imperatore. A nord si schiude il meraviglioso giardino con il padiglione delle 1000 primavere e la grotta delle fate. Notate i nomi dei palazzi, sembrano piccole poesie, promesse di gioia e di serenità. A nord-ovest si susseguono corti, palazzi e padiglioni in apparente disordine. Qui vivevano i sovrani nell'area più intima. Il palazzo dell'eterna primavera contiene pitture che si ispirano al romanzo Il sogno della Camera Rossa. Nel palazzo dell'esaltazione suprema gli imperatori raccoglievano oggetti preziosi. Il padiglione della pioggia e dei fiori era un tempio lamaista. Oggi i padiglioni contengono bronzi antichissimi, terrecotte, porcellane, lacche, sete preziose. I laghi che fece scavare Kublai Khan ad ovest della città proibita vengono chiamati mari. Intorno a questi si estendono giardini studiati nei minimi particolari. Famoso è il muro dei 9 dragoni, dai colori azzurro, giallo, verde e viola, in terracotta smaltata su entrambi i lati, un muro di 27 metri, alto 3,5 metri. In Cina il drago è benefico, apportatore di pioggia, emblema del cielo che protegge la terra. Ed è al cielo che è dedicato l'ultimo tempio. All'estremo limite della città eterna sorge questo grandissimo monumento che caratterizza Pechino. Nel Tempio del Cielo gli imperatori 2 volte all'anno, al solstizio d'estate ed a quello d'inverno, offrivano sacrifici. Per 4000 anni l'imperatore si prostrava davanti al cielo, facendosi portatore di tutti i peccati dell'umanità, redimendola. Prima di trasferirci a Xi'an, raccogliamo un po' di informazioni sull'archeologia cinese. Un'importante area è nel bacino del Tarim, un deserto che obbligava i carovanieri sulla via della seta a deviare a nord verso Turfan o a sud verso Khotan. Questo percorso, che iniziava ad Antiochia, finiva a Xi'an, ove avveniva il cambio dei cavalli per arrivare alle città commerciali dello Shandong, Jiangsu e Shanghai. Centinaia di mummie preistoriche sono state recuperate nel deserto del Taklamakan, una delle più vaste distese sabbiose della terra. Le estati caldissime e gli inverni gelidi hanno impedito la crescita dei batteri che, grazie ad un suolo altamente salino, hanno consentito la conservazione dei corpi, dei loro abiti e degli arredi funerari. Gli abitanti del Tarim erano dediti alla pastorizia e, da giudicare dai reperti archeologici, possedevano già nel secondo millennio a.C. la tecnica della tessitura. Hanno fama mondiale le mummie della bella di Luoyang, l'uomo di Charkan ed il bambino con cuffie. Un volo di 1 ora e mezza verso sud-sud-est ed atterriamo a Xi'an, capitale della provincia dello Shanxi, ossia ad ovest del passo, al centro di un altipiano, quello di Loess, che fu la culla della civiltà del Fiume Giallo, origine della civiltà cinese. La città è bagnata dall'acqua del fiume Wei, prima che confluisca nell'Huanghe, Fiume Giallo. Oggi è un importante centro industriale specializzato nella produzione di tessuti di cotone. Nel Neolitico, ossia 7000 anni fa, Xi'an era abitata e nel 1122 a.C. fu feudo della dinastia Zhou. Nel 221 a.C. divenne parte del regno dei Qin, cui seguì quella degli Han.
situata sulla via della seta, prosperò tanto che sotto i Sui, attorno al 581 d.C., fu denominata Daxing, città della prosperità. La dinastia Tang ne crebbe lo splendore e divenne, con 1 milione di abitanti, uno dei più grandi agglomerati urbani esistenti al mondo alla fine del primo millennio. Fiorì la poesia, l'arte, la musica, riprese il cammino della seta e Xi'an si ingrandì in un rettangolo di 10 chilometri di lato. Il declino coincise con il regno dei Ming, che spostarono la capitale a Pechino. Tracce dell'antico splendore sono le mura Ming. Percorrendole si può apprezzare la vista della città vecchia con la torre della campana, alta 36 metri, era il centro dell'impero Tang. La sorreggono 3 piani di legno quadrati. Suonava alle ore ed il cambio della guardia alle porte della città. 3 porte per ogni lato del quadrato. Verso nord erano 8. Evidentemente non temevano invasione dal settentrione. Adiacente alla Torre del Tamburo, eretta nel 1370 d.C. in epoca Ming, è il quartiere islamico, dove vivono circa 30.000 Hui, ossia cinesi musulmani. Si può visitare la vecchia moschea, una delle più grandi in Cina. Lo stile richiama quello dei templi cinesi ed è stato eretto nel 742, epoca Tang. Il padiglione degli indifferenti è il minareto, ma è la sala della preghiera che stupisce per il soffitto a cassettoni ornato di arabeschi. L'ebanisteria, autentica arte cinese, trova qui un capolavoro. Il museo provinciale dello Shanxi contiene pitture e bassorilievi trovati nelle tombe della dinastia Tang. Superbi quelli che rappresentano i cavalli che secondo l'imperatore dei Tang usò in battaglia. Nel museo della foresta di stele si possono vedere più di 1000 pietre inscritte nel corso di 2000 anni. La stele nestoriana, incisa nel 635, riporta alcuni brani in siriaco dettati da un sacerdote nestoriano. Dopo che il Concilio Cristiano di Efeso del 431 condannò i nestoriani per eresia, qui trovarono rifugio. La via della seta era anche una strada verso la libertà. Il tempio taoista degli 8 immortali fu eretto sotto la dinastia Song, mentre la grande pagoda dell'oca selvatica fu costruita per conservare testi sacri al buddismo portati dall'India. Xi'an era un incrocio di commerci e di culture, tollerante verso ogni religione, buddisti, cristiani, sismatici, musulmani e filosofi dell'antica Cina. Il museo dello Shanxi ospita inoltre 2700 opere dal Paleolitico in poi, tra cui i bronzi Zhou, che risalgono al 1122 a.C., uno straordinario vaso funerario di giada bruna e armi, monete d'oro ed argento. Prima di sfilare davanti all'esercito di terracotta, capiamo da dove vengono i reperti archeologici prima indicati. Tra i numerosi siti Yanshao, il più significativo è quello di Banpo, nei pressi di Xi'an, situato a circa 300 metri dal fiume Changhe, un affluente del fiume Wei di cui abbiamo parlato. L'antico villaggio copriva un'area di 10.000 metri quadri. La comunità di Banpo era regolato da un sistema egualitario e da un corredo funerario insolito. Maschere circolari in ceramica con 4 pesci
2 all'altezza delle orecchie, 2 appaiati all'altezza della bocca, lasciano supporre l'esistenza di riti sciamanici. Anche attorno a Feng, ove il re Wen trasferì la capitale, sono stati sviluppati scavi, trovando reperti di epoca Zhou. Per il consolidamento del primo impero, il re Qin Shi Huang si prefisse l'unificazione politica e militare degli immensi territori, come già raccontato, nonché la centralizzazione del potere. Oltre 120.000 famiglie nobili furono costrette a trasferirsi da ogni regione a Xianyang, vicino a Xi'an. Soprannominato il primo imperatore, non si limitò ad abbattere gli antichi stati, ma per tagliare ogni rapporto con il passato, decretò venissero bruciati tutti gli antichi testi, salvando solo quelli scientifici e tecnici. Dell'antica capitale sembrava non esistere traccia finché non fu scoperto uno strabiliante monumento sotterraneo, una delle meraviglie del mondo. Un intero esercito di statue di terracotta, schierato dentro a 3 enormi ipogei a difesa della salma del supremo antenato di una dinastia che avrebbe dovuto regnare per 10.000 generazioni. La storia, dopo la sua morte, andò diversamente. Resta questa straordinaria impresa monumentale. Ai piedi dei monti Li, nella piana di Linton, a 35 km a est di Xi'an, troverete una ciclopica necropoli. Vi lavorarono 700.000 operai, come per la piramide di Cheope in Egitto, per 38 anni. Traslata la salma dell'imperatore morto sulle coste del Mar Cinese settentrionale a Shachu, nella provincia del Hebei, e calata nella sala principale assieme alle mogli, concubine, guardie e operai che vi avevano lavorato, venne chiuso l'ingresso e mimetizzato. Tutto il terreno attorno al cumulo, alto 40 metri, venne coltivato a cereali. Casualmente, nel marzo del 1974, un contadino urtò contro la testa di una statua, riportando alla luce questo incredibile episodio storico. Nel museo è esposto uno dei 10 carri di bronzo che servirono a riportare il corpo dell'imperatore e che furono con lui interrati. Le particolari condizioni del terreno hanno consentito una straordinaria conservazione di questi oggetti, arrivati a noi praticamente intatti dopo oltre 2500 anni. La ricchezza archeologica di questa provincia trae origine dalla presenza di un grande fiume, così come sarà anche per Shanghai, nostra prossima tappa. Shanghai è una delle metropoli più prosperose della Cina. Beneficiata dal delta del fiume Yangtze e dal mare, ha avuto una crescita incessante, tanto che ogni cartina stradale rischierebbe di arrivare alla stampa già obsoleta. Shanghai ha il primato dei grattacieli, del ponte più lungo sul mare, ben 35 km, fino alle isole Yanshan. Il porto è ponte della Cina verso il resto del mondo, con collegamenti marittimi, aerei e ferroviari. Insomma, una città proiettata nel futuro che ha tuttavia radici profonde. I giardini dell'epoca imperiale sono stati conservati, così come le case da tè e i negozi tradizionali. La città vecchia è un vivace quartiere di locali e ristoranti ed ospita uno dei più importanti musei cinesi, con oltre 120.000 oggetti in un palazzo a base quadrata e copertura rotonda. Simboleggia la terra ed il cielo, lo Yin e lo Yang. La vita notturna include il teatro, la musica, da godere dopo aver gustato gli gnocchi ripieni, una specialità della cucina locale. Una particolarità: il dialetto di Shanghai è talmente speciale che gli stessi cinesi hanno difficoltà a comprenderlo. Il turista non deve preoccuparsi.
Il livello culturale è tra i più elevati al mondo ed è raro incontrare chi non conosca almeno l'inglese. Facciamo un balzo nella natura, a Guilin, per vedere gli originali dei dipinti di Fan Cheng-da, poeta della dinastia Song, che così scriveva. Spesso ho mandato ad amici lontani i miei dipinti delle colline di Guilin, ma ben pochi hanno creduto ai loro occhi. Immaginatevi una pianura da cui improvvisamente sorgono montagne e bruscamente si aprono caverne in cui scorrono fiumi sotterranei. Siamo nella zona carsica più ampia sulla Terra, dove la dissoluzione del calcare in carbonato di calcio e di idrogeno crea forme insolite e spettacolari. Vi stupirà la grotta delle 7 stelle, lunga 1,5 km, gremita di stalattiti e stalagmiti, così come il fiume Li che congiunge Guilin con Yanzhou, oppure la collina della proboscite dell'elefante che sembra abbeverarsi. La tomba del principe Jinjiang non basterà a distogliervi dalla bellezza del paesaggio raccomandato dalla Organizzazione Mondiale. Che fosse un buon posto per vivere lo sapevano i regnanti della dinastia Qing tra il 221 e il 206 a.C., che coniarono il nome di Guilin, ossia foresta di cassie. Ma i primi reperti risalgono al 8000 anni a.C. e migliaia di incisioni si trovano sulle rocce delle colline. Le dinastie Tang e Song la fecero prosperare, ma furono i Ming a renderla capitale della provincia di Guangxi. Guilin ha un clima subtropicale, caldo e umido, con piogge frequenti. Non è mai troppo caldo né troppo freddo. Se andrete, provate i bagni medico-erboristici, specialità del popolo Yao, e visitate le botteghe degli strumenti musicali, specialità degli Hmong, detti anche Miao. Infine, un volo sul delta del fiume delle Perle, per vedere Macao dai grattacieli che spuntano dall'acqua. Vi suggeriamo, in alternativa alle roulette e ai tavoli di blackjack, resi famosi da molti film, i ristoranti sulla spiaggia ed il loro ritmo di vita che favorirà il riposo prima del ritorno decollando da Hong Kong, la città che più di New York non dorme mai.